La durata di una lampada fluorescente varia dalle 5.000 alle 7.500 ore. Poi, per rimetterla in funzione, è necessario un intervento. Il nostro studente della formazione professionale ENAIP Veneto ci mostra quindi come sostituire lo starter, che è questo cilindretto, e il tubo di vetro fluorescente, quello che per l'appunto emette la luce. Il funzionamento della lampada dipende dallo starter, che ha una durata piuttosto lunga, ma dovrebbe essere sostituito non appena l'accensione presenta qualche difficoltà. Si inizia prima di tutto togliendo la tensione elettrica dalla lampada agendo sul suo interruttore. Poi si toglie la tensione elettrica dalla stanza o dall'ambiente dove stiamo operando, spostando verso il basso la levetta di manovra del magnetotermico, cioè l'interruttore generale. Solo ora possiamo rimuovere lo starter, facendolo ruotare in senso antiorario per circa un quarto di giro, finché non si libera dalla sua sede. Poi lo si sostituisce con uno starter funzionante che abbiamo precedentemente acquistato, indicando al negoziante la lunghezza della lampada e la sua potenza in watt. Quindi si innesta il nuovo starter ruotandolo in senso orario di un quarto di giro sulla sua sede. Ora passiamo a sostituire il tubo fluorescente esaurito con quello nuovo. Si prende quindi il tubo alle estremità e si inizia a ruotarlo di circa un quarto di giro alla volta finché non si libera dai suoi innesti. Si prende il nuovo tubo e con la massima attenzione si infilano i piedini nelle feritoie dell'innesto. Se è particolarmente lungo è meglio farlo entrare prima da una parte e poi dall'altra. Quando è entrato negli innesti lo si fa girare di circa mezzo giro, garantendone così l'incastro nella sua sede. Alla fine dell'intervento si solleva la levetta del magnetotermico e si preme l'interruttore della lampada per verificarne il funzionamento.